Ombre infuocate. Oggi i mini cuccioli sono stati invitati dai Dino Cuccioli ad assistere ad uno spettacolo teatrale. I nostri amici stanno correndo verso la valle dei Dino Cuccioli quando Portatile si accorge che Nicola non è con loro. Il cagnolino torna a rifugio. Trova Nicola a giocare con la sua PlayStation e gli dice: «Dai Nicola, lo spettacolo sta per iniziare. Ma secondo te il teatro è più divertente della PlayStation?» gli chiede Nicola. «Ma non c'è paragone», risponde Portatile. «Dai, vieni e vedrai». Arrivano appena in tempo per ascoltare la presentazione della maestra Adele. «Visto che ci siete tutti, possiamo cominciare. Assisterete allo spettacolo delle ombre infuocate». «Speriamo che tu non abbia paura», dice Cilindro a Gelsomina. Noi invece sappiamo che non è certo Gelsomina ad aver paura, ma è proprio Cilindro il paurosetto del gruppo. Comunque lasciamo perdere Cilindro e godiamoci lo spettacolo, che ha come titolo La maga di fuoco. «Adesso tocca a voi, Attila ed Attila, un bel rullo di tamburo!» Lo schermo si illumina e si sente una voce che inizia a raccontare. «Tanto tempo fa arrivò nella nostra valle la maga Arcipacchia. Era molto cattiva e disse che tutti dovevano ubbidirle se non volevano passare dei guai molto ma molto seri. Adesso è senza nome ad essere spaventato. Ha davvero paura della maga Arcipacchia. Allora vi svelo un segreto. Dietro al lenzuolo bianco ci sono i Dino Cuccioli che stanno interpretando i ruoli della fiaba. Ma mi raccomando, non ditelo a nessuno. Continuiamo, prego. Maga Arcipacchia aveva un solo potere magico, ma molto potente. Poteva sputare fiamme dal becco, proprio come i draghi. Per dimostrare il suo potere, prima bruciò gli alberi e poi tutte le capanne del villaggio. Ma questa storia non fa paura. Fa molta paura, dice Cilindro. Però voglio proprio vedere come va a finire. Intanto Maga Arcipacchia strappa tutti i fiori dal prato e costruisce una corona e si autoproclama regina della valle. Quando tutto sembra perduto, da una grotta esce l'unico che può sconfiggere la maga. Un fiore gigante. «Fiore gigante!» gli grida Cilindro. «È meglio se scappi!» «Ma se scappa, chi salverà la valle?» gli fa eco Gelsomina. «Te ne occupi tu, Cilindro?» Cilindro ci pensa un attimo e poi grida più forte al fiore gigante: vai fiore, siamo tutti con te, vai fiore gigante!» Senza nome vorrebbe sapere come farà il fiore a sconfiggere Maga Arcipacchia. Dai un po' di pazienza e lo capiremo. Il narratore continua. Il fiore gigante inizia a roteare la sua corolla e attirate dal richiamo arrivano uno sciame di vespe. Pensavo arrivasse un supereroe, pensa Nicola. Ma questa idea delle vespe però è bella, è molto più avvincente. Vediamo che cosa combinano. Le vespe sono molto arrabbiate perché non trovano più nessun fiore nel prato. Il fiore gigante, interpretato da Spilla, spiega loro che è tutta colpa di Maga Arcipacchia, che li ha strappati per farsi una corona gigante. Le vespe decidono allora di spaventare Maga Arcipacchia, volandole vicino vicino. Il sibilo delle vespe sembra più vero del vero. Attila ed Attila sono proprio bravi a fare i suoni e i rumori dello spettacolo. Maga Arcipacchia, per scappare dalle vespe, si getta nel lago puzzolente. Ma l'acqua del lago è talmente puzzolente che la maga perde il suo potere. Dal becco non esce più il fuoco, ma un rumore ridicolo. Maga Arcipacchia è sconfitta e se ne torna da dove era venuta. Un po' alla volta gli alberi bruciati ricrescono, le capanne vengono ricostruite e tutti vissero felici e contenti, gridano i cuccioli e i Dino Cuccioli, scoppiando in un fragoroso applauso. Non solo le fatine, ma anche le vespe possono essere delle super eroine. Arrivederci, piccoli amici, tornate presto e siate felici.